La sicurezza sul lavoro è una priorità e preparare i dipendenti può davvero prevenire incidenti ed infortuni gravi. Lo sa bene Vega Formazione, che venerdì 27 maggio ha inaugurato al centro direzionale Terraglio di Mestre nuovi spazi formativi per la sicurezza sul lavoro. Presenti nella serata per il taglio del nastro il presidente del gruppo Vega Mauro Rossato e l'assessore al lavoro del comune di Venezia Simone Venturini. Un'apertura importante. Il gruppo Vega ha da tempo ben chiaro che non può esistere lavoro senza sicurezza adeguata e il suo impegno costante ha fatto di Venezia centro di riferimento per la sicurezza dei lavoratori. Dati alla mano, solo nell'ultimo anno di attività Vega ha provveduto alla formazione di 50.000 lavoratori con l'attivazione di 2.500 corsi, a livello italiano un record che segna una crescita costante e che ora, grazie all'apertura di questi nuovi spazi, può continuare a svilupparsi. Un traguardo necessario per ampliare gli spazi formativi, in quanto la nostra attività è cresciuta e l'anno scorso abbiamo formato 50.000 persone, quest'anno l'obiettivo è quello di raggiungere i 70.000. Più persone formiamo, più divulghiamo la cultura della sicurezza. Purtroppo i morti sul lavoro sono sempre tanti, parliamo sempre di circa 1.200 morti sul lavoro ogni anno, e quindi l'obiettivo è quello di utilizzare tutti i mezzi possibili per incidere e ridurre questo fenomeno infortunistico. 2.000 metri quadri di aule in una delle zone più ricettive della terraferma veneziana, un vero e proprio polo della formazione, comodo ai trasporti e ben inserito nella viabilità, pensato così anche per favorire l'arrivo dei lavoratori. Le attività di Vega infatti riguardano personale da ogni parte d'Italia. Noi è dal 2010 che con questo osservatorio stiamo monitorando l'andamento degli infortuni mortali e non mortali sul lavoro in Italia. Sono dati che noi analizziamo, dati che prendiamo anche tra l'altro da quelli ufficiali dell'INAIL, ma anche facciamo delle nostre elaborazioni, questo per capire meglio il fenomeno e cercare di intervenire per ridurre questa, chiamiamola strage, perché in effetti è una strage che continua ogni anno a perpetrarsi. L'Osservatorio di Vega per la sicurezza sul lavoro in 13 anni di attività si è imposto come fronte autorevole in materia di statistiche e raccolta dati. Ogni mese elabora mappature provinciali e regionali, monitorando da vicino l'emergenza morti bianche non solo in Veneto ma in tutta Italia. Un elemento di pregio per Venezia, sempre più riconosciuto come capoluogo della formazione d'eccellenza per la sicurezza sul lavoro. La sicurezza in ambienti di lavoro va costruita con la formazione mirata che si divide in 3 categorie: teorica, multimediale e pratica. E per la progettazione ho considerato questi 3 aspetti importanti. Tant'è che abbiamo realizzato delle aule con sistemi multimediali in contatto diretto con il docente e i corsisti, mentre per la parte del Safety Training Center, che ricorda essere la prima palestra di sicurezza pratica in Italia, ho realizzato degli ambienti che riproducessero le varie tipologie di lavoro.